Buongiorno, da Sicilia 24 questi i principali argomenti di oggi. Atterraggio di fortuna di un elicottero al lido di Noto per una probabile averia all'elica, leggermente feriti 3 a bordo che stavano lavorando per Enel. A 1 mese e mezzo dal Natale le tariffe aeree per la Sicilia sono già alle stelle, inutili gli esposti all'antitrust dopo il caos estivo e l'inserimento del terzo vettore Aero Italia. Schifani pensa sconti dedicati. È sbarcato a Palermo il miliardario giapponese che ha affittato teatri e alberghi in città fino a domenica per la mega festa da 1400 invitati. Ieri sera l'apertura con l'evento di gala al Teatro Massimo. La grande fuga dei medici dagli ospedali. Il presidente dell'Ordine dei Medici a Buongiorno Sicilia: serve un piano di assunzioni straordinarie. Riapre la discarica valanghe d'inverno nel Catanese, ma cittadini e amministratori di Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia sono sul piede di guerra. Non vogliamo morire di diossina. Anche in Sicilia emergenza per le donazioni di sangue, ma con una eccezione. La provincia di Ragusa si conferma il maggiore fornitore di sacche a livello nazionale, grazie a un grande lavoro di sensibilizzazione sin dalle elementari. Calcio in Serie B, vigilia di campionato per il Palermo atteso dalla trasferta di Genova con la Samp. Corini si affida al tridente titolare. In Serie C domenica ancora una trasferta per il Catania, impegnato a Potenza. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale. L'apertura, un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi, probabilmente un'avaria all'elica avrebbe provocato l'atterraggio di fortuna di un elicottero privato al lido di Noto. Siamo nel siracusano, ma per i primi dettagli su questo evento andiamo subito al nostro servizio che è di Francesco Aloi. Siamo in via Ricciola, al lido di Noto. Qui poco prima di mezzogiorno si è sfiorata la tragedia. Un elicottero che lavorava per Enel è venuto giù, ma è stato bravo il pilota a ridurre al minimo i danni limitati al solo mezzo. I 3 passeggeri sono rimasti lievemente feriti, poteva andare molto peggio. Adesso ci sono i vigili del fuoco con i carabinieri e la polizia che stanno conducendo le indagini, ed è stato lei a dare i primi soccorsi? Sì, diciamo i primi soccorsi, più che altro l'ho medicato perché avevo una ferita abbastanza evidente in testa. Gli altri 2 passeggeri, copilota e un'altra persona, una lieve ferita nell'occhio e uno al ginocchio. Questa è una zona impervia difficile da raggiungere e questo è un terreno privato. Sì, certo, è un terreno privato, è una zona che non ci sono strade d'uscita, è un'unica strada, cioè ad ingresso, ma è molto stretta e molto difficile da trovare. Anche con la posizione gli autobulanze sono andati un pochettino in un'altra strada dove non si poteva accedere a questa posizione dove è caduto l'elicottero. Voltiamo pagina, manca 1 mese e mezzo al Natale. Le tariffe aeree per la Sicilia dei principali scali nazionali sono già alle stelle. Inutili gli esposti all'antitrust dopo il caos estivo e l'inserimento anche del terzo vettore che doveva risolvere le cose. Schifani pensa intanto a sconti dedicati. Luca Ciliberti. Salasso annunciato, torna puntuale la questione del caro voli in vista delle festività natalizie. Manca più di 1 mese al 25 dicembre, ma immaginare di trascorrere le vacanze in Sicilia per lavoratori e studenti fuori sede o semplicemente per i turisti di ogni parte d'Italia vuol dire mettere mano al portafogli per tariffe aeree che schizzano alle stelle e che vedranno in aggiunta i 3 euro della norma Salva Catania approvata dal governo Meloni. Qualche esempio: spostarsi in aereo da Milano a Catania partendo venerdì 22 dicembre e rientrando il 6 gennaio con un volo diretto costa già 348 euro, bagaglio escluso si intende. Si riesce a spuntare qualcosina sul prezzo finale se si sceglie di partire e rientrare all'alba o con uno scalo.
Per un Torino-Palermo nelle stesse date siamo già a 420 euro. Chi vorrà trascorrere a Catania o a Palermo solo il fine settimana di Natale partendo da Roma il 22 dicembre per rientrare il 27 dicembre, oggi spenderà una media di 160 euro senza valigie e con posti casuali. Basta posticipare la partenza dal 22 al 23 dicembre per vedere i prezzi salire e arrivare già a 208 euro. Se si parte da Milano per Catania sempre tra il 22 e il 27 dicembre, il costo del biglietto è già salito a 306 euro. Impennata dei prezzi dunque che coinvolge tutte le compagnie aeree, nessuna esclusa, e al momento non è servito neppure il coinvolgimento del terzo vettore voluto dal presidente della regione Renato Schifani per contenere i costi, tanto che la regione sta valutando la concessione di voucher di sconto per chi utilizzerà l'aereo per le feste. Alla fine dell'estate, dopo l'ennesima bufera politica e mediatica sul caro voli, il ministro Urso aveva chiesto un tetto alle tariffe da e per la Sicilia in nome dell'applicazione del cosiddetto principio di insularità, una misura che non è piaciuta alle low cost, tanto da spingere Ryanair di minacciare di abbandonare gli aeroporti dell'isola. Non sono serviti neppure gli esposti all'antitrust da parte del Codacons e della stessa regione nei confronti di Ryanair per sospetto abuso di posizione dominante, perché come dimostrano le nostre simulazioni l'algoritmo che fa lievitare i prezzi è usato democraticamente da tutti i vettori, politiche che ovviamente penalizzano soprattutto chi i viaggi non può programmarli per tempo. Ed è sbarcato a Palermo con i primi 300 ospiti il miliardario giapponese, fondatore della più grande piattaforma di vendite. Resterà in città a Palermo fino a domenica per una mega festa da 1400 ospiti. Intanto ieri l'apertura con la serata di gala al Teatro Massimo. Mallio Viola. Innamorato del Teatro Massimo e solo dopo della città, Kaori Nakajima, il miliardario giapponese che di fatto ha affittato la città per 4 giorni, è arrivato ieri a Palermo e resterà fino al 5 novembre. In città sta spendendo per sé e per i suoi ospiti 300.000 euro, poco meno di 100.000 euro al giorno. Prima tappa proprio il Teatro Massimo, dove ieri sera il maestro Riccardo Muti ha diretto l'orchestra in onore del tycoon asiatico. Una vera invasione di giapponesi. Ad aspettare il miliardario sulla scalinata c'erano i suoi dipendenti ospiti della grande festa. Appoggiandosi ad un bastone per una paresi che lo ha colpito al lato sinistro del corpo, Nakajima è arrivato con regali per tutti. Il primo era per l'ex sovrintendente del Teatro Massimo, Giambrone, che ha ricevuto una cravatta. L'ex sovrintendente è stato scelto per questo regalo perché la festa doveva tenersi nel 2021. Socio fondatore di Hemway, la piattaforma nata nel 1959 e poi divenuta una struttura di vendita anche online dove si può acquistare di tutto in tutto il mondo, dai materassi alle pentole, Nakajima è un imprenditore conosciuto appunto come il tycoon del mondo asiatico. Aveva scelto di festeggiare a Palermo i suoi 70 anni, ma la pandemia glielo ha impedito. Non ha però rinunciato alla sua visita d'élite. Il miliardario conosce l'Italia grazie all'amicizia con Andrea Bocelli. Proprio Bocelli gli parlava dei teatri italiani e girando sul web Nakajima ha trovato il massimo e nel sito anche una descrizione in giapponese. Una scelta che ha considerato un omaggio al suo paese e gli ha permesso di apprezzare ancora di più il teatro e la città. È esaurito il primo evento, quello appunto del Massimo, ora fervono i preparativi per il secondo di questo fine settimana palermitano, il galà all'Hotel delle Palme di questa sera. Intanto al Teatro Massimo al Politeama si inizia a montare tutto l'arredo per il banchetto di domani. Su via Americo Mari verranno sistemate le cucine mobili. Continuano ad arrivare gli ospiti, alcuni con voli privati, altri con aerei di linea. Alcuni hanno scelto alberghi nel centro storico. Nessuno sembra aver invece prenotato visite nei classici luoghi della cultura. Sabato il brunch a Villa Niscemi, al quale Nakajima è stato invitato dal sindaco Lagalla. Come fronteggiare la mancanza di medici negli ospedali della nostra regione? C'è un vuoto, si calcola, di almeno 3.000 camici bianchi, cui aggiungere nel servizio sanitario la mancanza di infermieri. Da qui le liste d'attesa interminabili e il recente fenomeno dei medici a gettone, mentre molti specialisti si dirigono verso il privato oppure all'estero, dove sono pagati decisamente di più. Perché tutto questo? Lo abbiamo chiesto questa mattina, buongiorno Sicilia, al presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, il dottore Alfio Saggio. Vediamo. La maggior parte di questi medici che sono in fuga sono dal sistema sanitario nazionale, sono i dipendenti ospedalieri principalmente. Anche però i medici di famiglia sono protagonisti di questa grande fuga verso il privato o verso il pensionamento. Perché? Perché i medici sono pochi e quindi chi resta ha difficoltà a lavorare in una divisione per esempio ospedaliera con metà organico, perché deve fare i turni di chi non c'è,
deve fare il lavoro di chi non c'è, quindi lavora il doppio guadagnando sempre lo stesso. Ci sono delle proposte sia nel privato sia all'estero molto più allettanti, per cui i medici hanno messo in pratica quella che io chiamo la grande fuga. Cosa bisogna fare in parole povere? Bisogna fare un piano di assunzione straordinario. Tutti questi soldi che si danno ai gettonisti, allo straordinario incentivato, eccetera, bisogna dedicarli a fare di nuovo delle assunzioni di personale. Cercare di fare assunzioni di personale e rimettere le unità operative in organico pieno. Solo così si possono evitare liste d'attesa, si possono evitare ritardi e si può fare una buona assistenza. L'Ordine dei Medici lo sta proponendo questa cosa? Lo proponiamo da tempo, ci dicono che non ci sono le risorse, invece le risorse secondo noi si possono trovare. A Palermo questa mattina è stato appiccato il fuoco a un cassonetto appena collocato, è costato 800 euro. Il rogo è venuto in corso Calatafimi, riguardava proprio il lotto degli 850 contenitori dell'immondizia che in questi giorni vengono installate in alcune zone della città. Insomma, l'inciviltà impera. Marco Gullà. Era uno dei nuovi cassonetti appena collocati dalla RAP a Palermo, faceva parte del lotto degli 850 contenitori dell'immondizia che in questi giorni vengono installati in alcune zone della città dove non c'è ancora il porta a porta, cassonetto che è stato incendiato nella notte come vediamo. Pochi giorni fa i cassonetti erano stati ribaltati e utilizzati per bloccare una strada cittadina in segno di protesta per la nuova viabilità dei giorni di Ognissanti. Un passante, mentre giriamo queste immagini, dice: a Palermo non dura niente, e in effetti questi nuovi cassonetti erano stati collocati martedì scorso. Ho usato oggi stamattina la parola sconfortante. 3 giorni fa sono andato a consegnare i primi cassonetti nuovi nella zona di Corso Calatafimi, stiamo cambiando quasi 900 cassonetti in tutta Palermo, nelle zone centrali, nelle zone periferiche. Il risultato, dopo un giorno che sono stati messi, sono stato un cassonetto bruciato all'altezza di Corso Calatafimi, cassonetto senza rifiuti, quindi neanche motivato da azioni di rivalsa rispetto ai rifiuti, ma semplicemente un atto, mi auguro, isolato ma di degrado, che dobbiamo vincere tutti, perché si chiedono grandi sforzi alla RAP, stiamo lavorando da mesi e mesi sperando di riuscire a uscire dall'incubo quarantennale di questi rifiuti a Palermo. La RAP, nonostante gli sforzi, sta cercando di ripulire la città, che però in alcuni quartieri, anche per l'inciviltà dei cittadini, annega sempre tra rifiuti e ingombranti. Riapre la discarica Valanghe d'inverno tra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia grazie a un ricorso contro una sentenza che l'aveva chiusa. La Oikos dunque può tornare ad operare, il tutto però nel contesto di proteste dei comitati appunto no discarica, di cittadini, amministratori che sono nuovamente sul piede di guerra. Eva Spampinato. Non vogliamo morire di diossina, non vogliamo morire di nanoparticelle che entrano nel nostro cibo. A Misterbianco tornano l'olezzo e la preoccupazione. I cittadini del comune alle porte di Catania, insieme a quelli di Motta Sant'Anastasia, sono di nuovo sul piede di guerra contro la riapertura della discarica di Valanghe d'inverno, che era stata chiusa in seguito alla sentenza del CGA, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che aveva dichiarato illegittimo il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per il sito. Ma l'Oikos SPA, l'azienda proprietaria, fa ricorso e mette sul tavolo 1 milione di euro come fideiussione. Così il 26 ottobre il CGA ha consentito temporaneamente la ripresa dell'attività. Questo in attesa che il ricorso venga discusso nel merito. Gli effetti della sentenza vengono sospesi in modo cautelare e così la discarica può riaprire. Ha accolto una sospensiva alla quale noi ci appelleremo perché siamo del parere che alle porte del 2024 non si debba più parlare di discariche nella gestione complessiva dei rifiuti. Questi non hanno motivi giuridici, tecnici per avere un'autorizzazione che invece gli ha consentito fino a quando non sono stati bloccati da Tare e CGA e sono tornati alla carica con un nuovo ricorso, un ricorso per revocazione. Un altro tema di grande importanza riguarda quello della distanza, la distanza del sito dal centro abitato. Il limite per mettere un impianto di smaltimento dei rifiuti era di 5 km, poi nel 2012 lo abbassano a 3 km e ora addirittura vengono a dirci che deve saltare completamente. La sentenza che portò alla chiusura si basava su 2 elementi: l'esistenza di una particella di terreno su cui sorge la discarica che non era stata inclusa nell'autorizzazione ambientale e il mancato rispetto della distanza minima obbligatoria di 3 km dal centro abitato di Motta Sant'Anastasia. La regione siciliana ha la grande responsabilità di dire non solo che non può saltare il limite dei 3 km, ma che soprattutto non possono essere autorizzati soggetti che hanno tutte queste criticità.
E adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. Si trovano a Trapani gli arresti domiciliari, indagati per spaccio e avevano comunque costruito con l'attività illecita un discreto patrimonio immobiliare finanziario. A padre e figlio di 45 e 24 anni, polizia e carabinieri hanno sequestrato beni per 300.000 euro tra un terreno a Valderice, 2 ristoranti a Trapani, 11 auto e vari conti correnti. Il padre, secondo le indagini, sarebbe stato l'anello di congiunzione con gruppi criminali palermitani dai quali si riforniva per piazzare la droga nel territorio del trapanese. Troppi incidenti, anche mortali, in contrada Targia, arteria che rappresenta il principale ingresso nord di Siracusa. Nonostante i rilevatori di velocità, non tutti rispettano le regole. Gli automobilisti chiedono più controlli e l'amministrazione pensa a nuovi interventi. Il servizio. Un'importante arteria che è l'ingresso nord di Siracusa. Contrada Targia è molto battuta e nonostante defleco qui il rischio incidenti è altissimo. A parte il traffico che hanno fatto, anche se sono dei birilli, la cosa si è migliorata di tanto. Poi ci sono sempre gli incoscienti, a quello non ci sono protezioni che tengono. Molta gente non rispetta il codice della strada, principalmente c'è gente che continua a fare inversione a U nonostante ci siano dei dissuasori messi proprio per evitare questo. Questo rettilineo è stato più volte teatro di scontri, anche mortali. I rilevatori di velocità installati da qualche anno non intimoriscono quasi nessuno. Molti infatti superano il limite fissato a 50. Dopo gli ultimi incidenti gravi, la polizia municipale si posizionava qui con il telelaser, una tipologia di controllo che però ad oggi è quasi scomparsa. Secondo lei servirebbero più controlli della municipale? Assolutamente sì. I controlli servono sempre e sono comunque ben accetti, nel senso che per creare la sicurezza è giusto che ci siano più controlli. Potrebbe essere un deterrente, potrebbe essere. Queste immagini si riferiscono a qualche giorno fa, un'auto ribaltata nell'area di servizio. Ma sempre da qui le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso questa scena. Un automobilista furbo ha svoltato superando la striscia continua, mettendo a rischio la sicurezza sua e degli altri. La risposta di un altro conducente, con il crick alla mano, ha fatto il giro del web. L'amministrazione comunque sta studiando nuovi interventi per mettere fine al problema sicurezza che riguarda questa strada. Dovrebbero essere realizzate una complanare e una rotatoria, ma anche una galleria che rappresenterebbe un'ulteriore via di accesso alla città. Ma gli automobilisti chiedono più sicurezza e controlli anche in altre strade. Proprio ieri sera al villaggio Miano uno scooter ha investito un nonno e la nipotina. L'11enne sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Voltiamo pagina e parliamo di quella che è un'emergenza che si considera nazionale, cioè quella della donazione del sangue. La Sicilia non sta messa bene in classifica, anzi si trova davvero in fondo alla classifica delle donazioni, con una brillante eccezione, quella della città e della provincia di Ragusa, che invece si conferma maggiore fornitore di sacche di sangue proprio a livello nazionale, tra le prime in Europa. Sentiamo. Con una sacca donata si aiutano minimo 3 persone, a volte anche di più. Tante le associazioni in realtà per le donazioni su tutto il territorio nazionale, fra cui Avis. E in una nazione dove il numero dei donatori è molto basso, Ragusa fa la differenza. La nostra UDR, quindi il territorio provinciale, per la Sicilia rappresenta il maggiore produttore e fornitore di sangue per quelle che sono le esigenze della nostra Sicilia. In un anno necessitano non meno di 200.000 sacche di sangue in Sicilia e di queste 45.000 le produce l'Avis di Ragusa. E tu che significa il 25% e tutto il resto le altre Avis, anche se in Sicilia ancora non abbiamo raggiunto il fabbisogno e quindi una parte di queste 200.000 sacche vengono importate tramite accordi che ci sono con la regione, tra la regione Sicilia e la regione Emilia-Romagna. In Sicilia c'è una media di 16-17 donatori per 1000 abitanti e in Italia la media è di 28 donatori su 1000 abitanti. Nella nostra provincia sono 82 donatori su 1000 abitanti, mentre nella città capoluogo
la psicomonale di Ragusa sono 143 donatori su 1000 abitanti. Questi numeri sono il risultato di un grande senso di altruismo e un lavoro di sensibilizzazione nelle nuove generazioni, nelle scuole, sin dalle elementari, per creare una cultura della donazione. La possibilità di aiutare gli altri è una cosa che mi piace fare. Faccio da 20 anni e lo faccio per senso civico. Tanti inoltre i donatori ragusani fuori sede che scelgono l'Avis cittadina come centro di trasfusione, non solo per un senso di appartenenza, ma anche per le macchine di prelievo di ultima generazione, le comode poltrone e il perfetto sincronismo dal percorso che ogni donatore segue dal momento in cui viene preso in carico dalla reception alla colazione offerta. Nel fine settimana gallerie, musei e parchi regionali dell'isola saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito. Sarà dunque possibile accedere ai 14 parchi archeologici regionali, tra i quali la Valle dei Templi ad Agrigento, Segesta e Selinunte nel Trapanese, Naxos, Taormina e Tindari nel Messinese, Siracusa e Loro nel Siracusano, Catania e Valle dell'Aci, Imera, Solunto e Iato nel Palermitano. Ingresso libero anche in altri luoghi della cultura, dal Museo Archeologico Salinas a quello di Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Riso a Palermo, passando per il Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani e Palazzo Bellomo a Siracusa. Questo pomeriggio non andrà in onda il consueto appuntamento con il focus settimanale con il sindaco, quindi l'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino per una leggera indisposizione del primo cittadino. La rubrica tornerà regolarmente in diretta venerdì prossimo. Voi continuate pure a inviare le vostre mail a sicilia24focus@telecolor.it o a mandare i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp 342 74 55 005. Gli auguri naturalmente al sindaco perché si rimetta al più presto, ma oggi vi proporremo alle 14:30 un viaggio nel mondo delle donne vittime di un amore tossico, quelle donne che hanno avuto la forza di denunciare. Abbiamo sentito le storie di chi spesso si è sentito dire tu non vali niente. Il focus curato da Giusy Lazzara con il montaggio di Ottavio Longo e le riprese di Gaetano Iudica e Massimo Ceraulo andrà in onda appunto dopo il nostro telegiornale. Adesso ci fermiamo e poi il calcio. Vigilia di match per il Palermo che domani alle 16:15 sarà di scena. Marassi contro la Sampdoria. Corini punta sul tridente titolare. Marco Gullà. Il Palermo fuori casa ha un altro passo, 13 punti conquistati su 15 a disposizione, un rollino da promozione diretta. In casa invece cambia tutto, il Palermo ha nette difficoltà. Ecco perché la partita di domani a Marassi contro la Sampdoria può rappresentare per il rosanero un punto di ripartenza dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Lecco. Ci saranno diversi cambiamenti di formazione rispetto alla gara con i Lombardi. Eugenio Corini ha qualche dubbio a centrocampo dove ci sono 4 giocatori per 3 maglie, mentre in attacco pensa al ritorno del tridente titolare. Sono 3 gli indisponibili, Koulibaly, Di Mariano e Vasic, mentre Buttero è tornato. Sampdoria che non sta attraversando un momento brillante. È vero che hanno perso le ultime 2 partite, però Colascoli hanno fatto una partita molto solida, pareggiando su un campo molto ostico, hanno battuto il Cosenza e noi sappiamo il valore del Cosenza, di quanto sia pericoloso fuori casa. Col Südtirol, una partita che anche quella l'ho vista, vincevano e stavano anche vincendo meritatamente, hanno preso un gol su un fallo laterale, ha fatto un grande gol Udogu, lì la partita si è un po' spezzata, sembrava che fosse un pareggio e hanno perso con un calcio di rigore nei minuti di recupero. Dunque ho visto una crescita da parte della Sampdoria. È vero che hanno perso in Coppa Italia a Salerno, ma fondamentalmente i giocatori di centrocampo e d'attacco che stanno giocando titolari li ha preservati in funzione di questa partita, hanno qualche defezione sulla linea difensiva. È una squadra che ha qualità, organizzazione, ha recuperato giocatori importanti perché comunque hai Vieira in mezzo al campo. Come dicevamo si va verso il ritorno del tridente titolare. Brunori si riprende il centro dell'attacco, a destra torna Insigne, mentre sulla sinistra c'è ancora Di Francesco. Soleri e Mancuso vanno in panchina, pronti a subentrare. Il Catania cerca conferme sul campo del Potenza contro un avversario che in casa sa farsi rispettare. Centrocampista Rocca, intervenuto a corner, indica la strada e dice dobbiamo essere più liberi mentalmente e magari più cattivi. Tonino De Mana.
Archiviata la vittoria di Brindisi, che di fatto ha puntellato la panchina di Tabiani, il Catania cerca ora conferme sul campo del Potenza contro una squadra che in casa sa farsi rispettare. Basti pensare che 13 dei 14 punti complessivi li ha ottenuti proprio al Viviani. Se la matematica non è un'opinione, numeri alla mano, non sarà certo una passeggiata per gli etnei, che per questioni logistiche non sono rientrati in Sicilia, spostandosi in ritiro dalla Puglia alla Basilicata. Catania è in cerca di continuità e per farlo occorre una striscia utile di risultati che possa servire per recuperare posizioni in classifiche e per riaccendere l'entusiasmo dei tifosi. Michele Rocca, intervenuto in collegamento a Corner, guarda avanti con fiducia. Secondo me questa è la strada giusta, cioè da una settimana che abbiamo cercato anche di cambiare atteggiamento, che è quello che in queste partite secondo me è mancato, perché le occasioni le abbiamo avute, le prestazioni le abbiamo anche fatte. È mancato forse un po' di cattiveria, errori sono stati fatti e ora stiamo cercando di mettere un punto a questo inizio di campionato per cercare di essere anche più liberi e tranquilli, come secondo me lo siamo stati in un inizio di campionato per troppo poco tempo. Di fronte ci sarà un Potenza che tra le mura amiche si trasforma. Sarà una partita diversa, quello appunto che è mancato in questo inizio di campionato è proprio un'identità, perché siamo stati troppo altalenanti soprattutto a livello di prestazione e quindi dobbiamo cercare di essere anche da un punto di vista magari mentale più liberi e più presuntuosi, che questo non vuol dire essere leziosi. E domenica il Catania ritrova il suo pubblico, 500 i biglietti già venduti per l'insidiosa trasferta di Potenza, un alleato in più per continuare a vincere. Con questo servizio si chiude Sicilia 24. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19.